Per aumentare il benessere animale dei nostri bovini abbiamo installato i ventilatori che permettono un corretto ricambio dell'aria, facendo sì che l'ammoniaca non si soffermi nell'ambiente, e inoltre in questo caso, in questa pavimentazione a grigliato, è stata installata la gomma, aumenta il benessere animale dei bovini e va a ridurre tutte quelle problematiche e patologie legate alle zoppine. Azove è una cooperativa costituita da un centinaio di soci allevatori di bovini da carne, tutti situati nel Veneto. Col tempo è diventata la prima organizzazione di produttori e quest'anno celebra un traguardo importante che sono i 50 anni di attività. È nata come consorzio, fornendo dei servizi a favore degli associati, poi col tempo si sono aggiunti le lavorazioni delle carni e da ultimo nel 2020 l'apertura del macello, il sito dove oggi ci troviamo, che è anche il quartier generale di Azove. I punti di forza di Azove innanzitutto è la filiera corta. Ha davvero il controllo di tutta la filiera, dall'allevamento alla lavorazione alle vendite della carne. Lavoriamo con le principali e più prestigiose insegne della grande distribuzione. I numeri sono di tutto riguardo perché abbiamo raggiunto un fatturato di 170 milioni di euro, lavoriamo 50.000 bovini all'anno, 25 milioni di chili di carne, in sede ci sono circa un centinaio di persone, si aggiungiamo anche gli allevamenti, arriviamo a un indotto di circa 400 se non più persone. Altri pilastri di Azove sono il benessere animale e la sostenibilità, temi oggi di grande attualità sui quali in realtà Azove ha mosso i primi passi qualche decennio fa, collaborando con le università, gli istituti di ricerca. Abbiamo concluso recentemente un progetto Low Emit con l'Università di Padova, il cui obiettivo è la riduzione delle emissioni in atmosfera. Il progetto Low Emit è stato realizzato con la collaborazione di Recoop Veneto, ente strumentale di Confcooperative Veneto della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo, che da 40 anni si occupa con passione ed impegno nella realizzazione di progetti rivolti alle imprese del mondo cooperativo e ai giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro. Attraverso i nostri progetti promuoviamo la crescita, lo sviluppo e gli investimenti, intercettando finanziamenti regionali, nazionali e comunitari che supportino le imprese nei loro processi di innovazione e cambiamento. Ci troviamo nella stalla sociale Fossalunga, nel Trevigiano. Qui stiamo vedendo in funzione un sistema automatizzato nell'alimentazione dei bovini da carne. Lui riesce in maniera autonoma a somministrare la razione dei bovini, dei 1000 bovini presenti in questo allevamento. Il sistema corrisponde ai parametri della sostenibilità in quanto è completamente elettrico. Inoltre l'elettricità che va ad alimentare questo sistema viene prodotto dal biogas presente in azienda. Quindi è un sistema completamente green. Si tratta quindi di tematiche di estrema attualità su cui Azove intende continuare a lavorare e che interessano in primis gli allevatori ma l'intera collettività.